Un'intera comunità con il fiato sospeso per tutto il giorno che ora prega per il piccolo di 4 anni e la sua famiglia. Il bimbo, travolto ieri sera dal cancello di casa, ha subito nella notte un delicato intervento al cervello, sempre presenti accanto a lui mamma e papà, che ieri hanno assistito alla tragedia. Un dramma che in pochi secondi segna la vita di una famiglia. Il piccolo, travolto dalla cancellata dell'abitazione in cui la famiglia si sarebbe trasferita nel giro di pochi giorni, quella casa come il sogno di una vita, è stato schiacciato mentre usciva dietro ai genitori e alla nonna dal cancello che ora è stato posto sotto sequestro. Una cancellata imponente, senza inferriate, uscita probabilmente dal binario. Io ero là, l'ho visto per terra perché ho sentito il papà e la mamma che gridavano e praticamente mi sono abbassato per diciamo dare i primi soccorsi al bambino. Il piccolo non era cosciente. Io lo chiamavo, cercavo di chiamarlo. La comunità di Dossona conosce bene la famiglia e oggi ha rivolto ogni pensiero ed ogni preghiera per questi giovani genitori. Il papà è un artigiano molto noto in città e la nonna, che questa mattina è stata soccorsa dai sanitari, probabilmente per un mancamento. I primi rilievi dei militari giunti sul posto e dei vigili del fuoco sul cancello hanno potuto appurare che era stato installato da poco, pare ancora con viti e fermi provvisori in attesa di una successiva elettrificazione. I carabinieri hanno già sentito la ditta che ha eseguito i lavori di pavimentazione del cortile e gli artigiani che hanno costruito e installato il cancello. Indagini che dovranno dare delle risposte, un atto dovuto, necessario, mentre la comunità e il sindaco intanto fanno tutti il tifo per lui. Abbiamo un bambino di 4 anni che sta lottando per la vita e la morte e il mio pensiero è lì per i genitori, per i nonni, per tutta la comunità e penso che insomma sia da stringerci veramente forte a questa comunità che in questo momento ha questo bambino da salvare.